Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi faremo le sibille alternative e avete visto il titolo con la bella mascherina con due buffetti, con lo sfondo blu. Io e lui, il nostro destino o è una patacca, nel senso che purtroppo ricevo troppe, come si dice, troppe indagini radiostesiche per personaggi che effettivamente sono un po' troppo narcisi, egocentrici, insomma vogliono solo perdere tempo ma mai concretizzare qualcosa di serio, no? Quindi il vostro Marietto è sceso in campo e farà una bella sibilla interattiva di solo 3 mazzetti di 5 carte ognuno, così che uno può chiaramente farsi un'idea di quello che gli sta girando intorno o ha incontrato o magari sta cercando di costruire. Quindi concentriamoci su questi 3 mazzetti. Il vostro Marietto però prima di iniziare vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano. Qui sotto vedete in descrizione i link, poi veniteci a trovare nei favolosi gruppi di Facebook e lo sapete benissimo che i migliori iscritti del mondo Facebook ce li ha Hildegarda e Marietto Veneziano. Mi dispiace per gli altri gruppi, però è così. E poi anche in Telegram, qui sempre sotto in descrizione avete il link per poter accedere al gruppo di Magici Artiglieri Bertoldini, dove ogni lunedì sera Marietto Veneziano e Hildegarda, coadiuvati dalla grandissima Mimillas, tengono un percorso esoterico gratuito. Vi ricordo un'altra cosa molto importante, mi raccomando, seguite anche alle 21 ogni sera su Telegram. Hildegarda è un gruppo di magici arcieri in erba che stanno costruendo un muro vibrazionale per difendere l'Italia a questo periodo molto particolare. Bene, iniziamo adesso con una bella mischettina delle nostre sibille interattive e mi raccomando, la domanda è: io e lui, il nostro destino, o è una patacca? Perché patacca nel senso che è un narciso o un egoico, insomma non vuole costruire niente e quando c'è da pagare un caffè fa finta di non vedere. Mettiamocelo giù così. Bene. Bene, allora abbiamo i 3 mazzetti, mettiamoli bene a favore di camera, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2 e mazzetto numero 3, concentriamoci sulla domanda, alle nostre sibille interattive del Marietto Veneziano, io e lui, il nostro destino, o è una patacca? Quindi cari amici, mi raccomando, concentriamoci, eventualmente bloccate anche il video, entrate in vibrazioni, respirate, mettetevi in un posto tranquillo, rilassatevi, entrate in concentrazione a domande: io, lui, il nostro destino, oppure è una patacca che era meglio che non incontrassi. Bene, iniziamo e via. Gran consolazione, cioè consolante sorpresa, pensiero, amore, falsità e gelosia. Guardiamo queste 5 carte, mi raccomando, sapete che in realtà la stesa dovrebbe essere come minimo 7, ma la facciamo concentrata per non rubare troppo tempo alle persone che ci seguono e comunque magari vogliono subito avere una cosa molto veloce. Allora, consolante sorpresa e pensiero, qui abbiamo avuto una bella sorpresa, siamo riusciti a avvicinarci, siamo un po' in pensiero, e però vediamo la carta molto importante che è bilanciata e controbilanciata da qualche falsa lusinga e voi siete un po' gelosi. Comunque direi che siete sul pezzo, siete sul pezzo, non è una patacca, ha qualcosa di nascosto e siete un po' gelosi, però scusate, siete sul pezzo, è un affarone, cioè nel senso che è una persona che vi porterà dei pensieri, un po' di falsità, però c'è l'amore, quindi non è una patacca, è qualcosa di, come si suol dire, sicuro, però attenzione che potrebbe in futuro fare qualche brutto scherzetto. Quindi è vero che non è una patacca, però diciamo non è neanche un missile, è una via di mezzo, cioè bisognerebbe andare a fondo in questa prima sibilla a vedere con un circuito radionico se effettivamente è qualcosa di centrato, un'anima gemella, oppure è qualcosa di interessante, ma non è niente di più di questo, nel senso che non è una patacca, perché vedete amore, consolante, sorpresa, però sul finale avete qualche riserva. Insomma, diciamo che è un né sì né no. Era meglio
cioè nel senso è una cosa propositiva, mettiamola giù così in modo elegante. Vediamo col secondo mazzetto: giovane fanciulla, viaggio, malinconia, leggerezza e stanza. Qui invece, mettiamo bene le, qui invece vediamo che siete un pochettino giù di tono, ci sono dei cambiamenti e siete molto tristi. La cosa è un pochettino leggera, nel senso, e però c'è un po' di sicurezza, quindi io direi che i vostri pensieri per questi cambiamenti ci sono, e direi che c'è qualche, come si suol dire, qualche novità in arrivo, anche se lui e voi, non so, uno dei due in questo caso qua, ha preso la cosa sotto gambe, però il finale parla molto chiaro. C'è qualcosa di positivo in arrivo, forse era un attimino di frizione, un periodo un po' così, c'è questo cambiamento, la vostra malinconia, che state guardando queste carte e avete preso forse troppo sotto gamba questa unione. Adesso capite che è importante, però non è una patacca, è qualcosa di importante, quindi nella seconda stesa direi che c'è qualcosa di importante, che bolle in pentola. Vediamo la terza stesa: allegrezza al cuore, la matrice molto vecchia signora, i deliranti e vedovo. Insomma, questa stesa qui lascia un pochettino così un punto di domanda, perché vedete, allegrezza di cuore, siete una persona felice, avete puntato molto e siete molto sicuri, però sul finale purtroppo parlerò chiaro, qui ci sono dettagli, cioè voi siete stabilissimi, avete puntato molto, vedete queste tre carte, però cari miei lasciate stare, perché questo qui alla fine si dimostrerà una patacca, niente, lasciate stare, cercate altrove, non impegnatevi, perché vi porterà solo dispiaceri, lacrime e sangue. Quindi cari amici, ho fatto una brevissima stesa, sono stato un po' duro col termine patacca, ma perché vedo troppe signore, anche magari vedove oppure signore con figli, che si fanno un po' illudere da queste patacche che girano nei social promettendo mari monti, ma che poi quando stringi non c'è niente altro che il vuoto assoluto. Bene cari amici, il vostro Marietto vi saluta qui, vi ringrazio di avermi seguito, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri social. Sotto ci sono i link in descrizione, se volete mettere qualche commento positivo sempre ben accetto, e anche qualche super like. Grazie cari amici, dal vostro Marietto Veneziano, ciao.